Questa settimana siamo a Villanova Marchesana. Mediopolesine è un altro di quei piccolissimi paesi della nostra provincia, 861 abitanti, che però sta convivendo anche con un'immigrazione importante e quindi proviamo a scoprire se questo crea problemi. Naturalmente ascoltiamo il sindaco, gli assessori, tra l'altro con un paese, nonostante le piccole dimensioni, che sta cercando di avere anche una dimensione turistica. Andiamo. Con Maurizio Cagnoni, sindaco di Villanova Marchesana. Villanova Marchesana è un altro di quei piccoli paesi, forse il secondo più piccolo della provincia o se la gioca con qualche altro. Cosa vuol dire fare il sindaco di una città di 900 abitanti? Allora, fare il sindaco di una città di 900 abitanti è più impegnativo di quanto uno pensa, perché praticamente si deve arrangiare a far quasi tutto. Per esempio ieri sera, che avevamo l'incontro molto interessante con Acque Venete sulle continue rotture delle tubazioni dell'acqua, dove è previsto anche adesso nel 2026 tutta la linea addutrice nuova da Corbola fino alla centrale di Cannannovo. Anche la stessa organizzazione è il sindaco sostanzialmente, con qualche stretto collaboratore che deve sistemare la palestra piuttosto che le casse, che i microfoni, quindi un sindaco di un piccolo paese è un factotum. La vostra è una città abbastanza anomala perché ci sono anche tanti migranti, siete stati famosi anche perché nelle scuole elementari non c'era un ragazzo italiano, quindi com'è la convivenza e com'è il cittadino di Villanova Marchesana a questo punto, sia quelli stranieri che quelli italiani? Allora, sulle scuole conservo ancora un articolo del sindaco Pizzi, infatti, che c'è stata la chiusura delle scuole elementari appunto per la forte presenza di bambini stranieri che all'epoca i genitori hanno fatto una scelta di portar via, quindi le scuole furono chiuse. Parlavamo proprio dei residenti, dei 900 residenti, sì, a 31, 12, 20 e 24, questa è la cifra che avevo io all'epoca. Però dico sempre che se facciamo un controllo sul territorio, per esempio stasera alle 7:30, di sicuro passiamo i 1100, perché abbiamo una forte presenza di stranieri, ma soprattutto gli ultimi arrivi sono sostanzialmente rumeni d'etnia rom e famiglie numerose con bambini, dove ho 4-5 residenti, probabilmente se andiamo a fare un sopralluogo stasera ne troviamo 10-15, quindi è una cosa comunque che è già attenzionata. Poi mi viene da dire, purtroppo abbiamo una forte presenza di soggetti che vogliono tutti i benefici della civiltà senza rispettare le regole, e qua mi fermo perché poi il mio legale mi ha detto non dire altro. Mentre i cittadini di Villanova ho scoperto che sono molto disponibili anche dal punto di vista del volontariato. Sembrano un po' criticoni o comunque, mentre poi quando vengono fatte delle iniziative benefiche abbiamo sempre delle risposte eccezionali, anche in un momento, in una congiuntura economica che sappiamo essere di forte difficoltà, quando abbiamo i buontemponi che passano con i Babbi Natale piuttosto che Carpe Diem che organizza delle iniziative a scopo benefico, dobbiamo dire che le persone rispondono. Questa cosa veramente è lodevole e pregevole. Villanova, com'è? Lei che è cresciuto qua e l'ha vissuta in questi... Adesso siamo in crisi, cioè vedremo tanti stranieri, ecco, quello tanti. Siamo rimasti in pochi da Villanova. Ma il convivere con gli stranieri è un problema oppure... Insomma... bisogna avere, c'è una certa differenza sicuramente. Da quanti anni è che sei qua a Villanova? Buongiorno, io sono qua dal 2003 a Villanova, quindi sono più o meno 22 anni. Di dove sei tu? In Italia sono quasi 27 anni. Sono originale del Kosovo. E quindi con la convivenza con i cittadini di Villanova com'è? Bene, dai, diciamo che va bene, non è facile integrarsi, ma bisogna comportarsi bene per avere conseguenza, quindi Villanova è un paese, diciamo, di cittadini laici, insomma, ecco, tranquillo, non ci sono casino, non c'è niente. Ti faccio una domanda, è più difficile per voi convivere con i villanovesi o viceversa? Fate più fatica a voi a integrarvi o
Beh, sinceramente all'inizio era un po' difficile integrarsi, perché è un paese piccolino, sanno i movimenti, sanno le persone, li conoscono tra di loro, ma insomma un po' una volta, insomma, ci riuscirete. sì, siamo riusciti, dai, no, siamo riusciti. Sì. Perché io non mi sento più, perché ho i figli ormai cittadini italiani, sono Nati qua. sono cresciuti qua, hanno cittadinanza, lavoriamo, abbiamo le case di proprietà, insomma, lavoriamo, non è che si sta male, però questo che volevo dire è tutti gli extracomunitari che vengono a cercare una vita migliore non si comporta a fare i casino come succede adesso in grandi città. A me mi dispiace Italia, soprattutto italiani, perché loro hanno aperto la porta e io ho lavorato 22 anni che lavoro con gli italiani, mai avuto problemi, mai avuto una parola male. Il Po ha una valenza e un'importanza anche per gli stati d'animo del nostro territorio. E voi come lo vivete il Po? È una minaccia o una risorsa? No, minaccia no, anzi mi ricordo anche un'intervista fatta a un nostro compaesano che oggi purtroppo non c'è più, con la famosa piena del 2000, dove nell'area golenale abbiamo ancora il segno della piena che c'è stata nelle strutture ricettive, nel gazebo, che mi ricordo che in Venera Rai mi pare che c'era ancora il bar aperto qua su via Roma e stavano giocando a carte e sta persona gli disse ho visto po' alto, po' basso, quindi per noi avevamo elicotteri, preoccupazione, i parenti di Milano che ci chiamavano andate sott'acqua, ma noi la vivevamo serenamente. Certo, vedere il Po in piena fa un certo effetto. Poi il Po ha avuto una fondamentale importanza per questi paesi qua. Ricordiamo che anche anni fa si viveva anche di pesca, anche a Cananovo. Io ho conosciuto sempre persone, anche da ragazzo, insomma, che facevano i pescatori sul Po. Abbiamo delle fornaci qua, anche sempre dentro l'area golenale. Quindi il Po anni prima era più vissuto, adesso le nuove generazioni un po' meno, però è una risorsa fondamentale. Abbiamo una garzaia fantastica qua, abbiamo un'area golenale attrezzata che adesso siamo riusciti a recuperare. Andrea Granata, vice sindaco di Villanova Marchesana, qua siamo alla Piarda. Sì. La Piarda cosa sarebbe fondamentalmente? È uno dei pochi luoghi rimasti di ritrovo per le persone del paese. Come si può vedere adesso è un po' in disuso, ma è il gioco delle bocce, e dall'altra parte due gazebo dove solitamente si siede le persone magari o a giocare a carta o a fare attività ricreativa, pranzi, cene e quant'altro. Questo era un posto famoso perché avevate fatto festival, incontri, Sì. la Proloco era molto attiva in questo posto. Comunque la zona aveva una vocazione, si dedicava bene al raccoglimento delle persone, soltanto che negli anni si è accumulata tutta una serie di circostanze per le quali circa 2 anni fa è andata persa Il permesso, la concessione? Sì, le concessioni da parte della regione. Buona notizia, siete riusciti a... Buona notizia, sì, fresca di questa settimana, la regione ha risposto in maniera positiva, abbiamo alcune cosine da risistemare, fare un po' di pulizia, però ormai posso dire che il percorso è tutto in discesa e quindi potremo riavere ancora la vecchia concessione e ritornare a fare quello che la Piarda ci ha sempre permesso di fare, insomma. Ecco. Quindi onore all'amministrazione comunale che ce l'ha fatta a sistemare una rogna non proprio piccola. Sì. All'amministrazione, ma soprattutto anche agli uffici, che ho da ringraziare l'ufficio tecnico, la ragioneria e quant'altri, perché il loro contributo è comunque fondamentale dei funzionari. Perché non si riesce a creare un circuito anche turistico? Sicuramente vedo che anche tra sindaci dovremmo fare più rete, questo è vero, l'ho notato anch'io, si tende sempre a guardare il proprio orticello, ecco la solita frase che si dice ma è vera.
Mentre è vero anche però che c'è la famosa Vento, la ciclovia Vento che passa proprio qua da noi, e adesso anche sul territorio nostro abbiamo dei imprenditrici in questo caso, 2 donne che stanno investendo sul territorio, quindi il territorio va valorizzato, va sponsorizzato e va fatto rete tra sindaci, cosa che effettivamente al momento secondo me non è proprio in atto manca, come no. procedimento. Con Maria Napoli, assessore di Villanova Marchesana, facciamo un pochino la storia dell'assessore. Praticamente lei è cittadina del mondo, nasce a Venezia, è stata in Grecia un bel po' di anni, poi alla fine decolla qua nella provincia veneta, anzi nella provincia di Rovigo. In velocità, perché? Perché mi sono innamorata del territorio. Ho visto posti bellissimi, ho avuto la fortuna di vivere anche in luoghi meravigliosi, a Venezia, il centro storico, la Grecia, le isole, l'archeologia, però mi ha conquistata la magia del territorio. La valenza turistica di questo territorio, noi polesani la stiamo percependo o stiamo perdendo un ulteriore treno tra i tanti treni che purtroppo abbiamo perso in questa provincia? Allora, non abbiamo perso questo treno, ci sono tantissime persone che sono salite al volo, tra cui anch'io in qualche modo. Ho qui 2 amiche fantastiche, una è una piccolissima imprenditrice, l'altra è un'imprenditrice invece di grande caratura proprio internazionale, e entrambe, che hanno deciso poi tra l'altro di collaborare, hanno appena aperto degli alloggi turistici, presentando i loro progetti di ricezione turistica al grande progetto MAB Grande, nel quale li ho invitate a partecipare. Tra l'altro il nostro paese ha anche presentato il progetto per il recupero dell'area golenale. Le 2 imprenditrici, Alessandra Costato ha grandi proprietà terriere ed è un'imprenditrice agricola, ed ha deciso di destinare, costruendoli ex novo, 4 appartamenti ad uso turistico, campeggio per parcheggio camper perfettamente attrezzato. Si sta organizzando anche per l'ippoturismo, quindi presto, diciamo nell'arco di un anno, sarà possibile arrivare a cavallo nelle sue proprietà e poi avere le stanze dei cavalli e tutto quel che serve. Attrezzerà questo boschetto meraviglioso di alberi secolari nella sua proprietà storica, è una delle pochissime proprietà storiche in questo territorio. Villa Camerini. Alessandra Nava invece ha lavorato in un alloggio turistico, ha creato un alloggio turistico proprio in prossimità anche lei della via Arginale, organizzandolo in modo da poter accogliere i cicloturisti. È davvero si tratta di spazi arredati con grande gusto, garbo, in cui abbiamo già potuto ricevere recensioni molto molto positive. Nel momento in cui si fa rete, per esempio queste 2 imprenditrici cosa hanno detto? Una di grandi dimensioni, l'altra di piccole dimensioni, ma comunque animate dal desiderio di portare cultura nel paese. Cosa succederà? Che organizzeranno eventi, soprattutto nei grandi spazi di Villa Luisa, a Villa Camerini, che porteranno turisti, come si dice oggi, desiderosi di fare esperienze, quindi con workshop. Io mi sono messa a disposizione, per quello che riguarda, diciamo, la mia parte storia professionale, ad invitare esperti, curatori d'arte, poeti, scrittori, musicisti,
e quindi a creare eventi che coinvolgeranno, che irradieranno da qui verso le altre province. Unione dei Comuni, lei cosa ne pensa? Ma allora, anche qua voglio dirla proprio tutta. Io dico sempre che i piccoli comuni, qualcuno dice non ha senso che esistano, altri ha senso che esistano. Io sono del parere che è giusto che ci siano, perché avere il sindaco di prossimità, l'ufficio di prossimità è comunque un servizio, e dico sempre che è l'amministrazione e i dipendenti che fanno andare avanti un comune. Esempio, questi comuni qua, quel bilancio che ho oggi, al netto della situazione economico-finanziaria che ho trovato, che è pietosa, ma lasciando stare quello, noi non possiamo partecipare a bandi dove ti chiedono il 30% del finanziamento, dobbiamo puntare a bandi a costo zero, dove lì l'efficientamento energetico, dove possiamo puntare ed avere risposte, dare risposte al territorio. D'altro canto capisco che nel 2025 avere i comuni da 800, 900, 1000, 1500 non so se ne valga la pena, però abbiamo visto anche lì che o fanno un decreto ministeriale dove dicono devono esistere comuni sopra i 10.000, 15.000 e dicono se vi mettete insieme 1, 2, 3, 4, perché anche dove hanno fatto i referendum purtroppo Sono saltati, è una cosa nota, sono puntualmente saltati. Quindi ci stanno togliendo anche l'ossigeno un po' alla volta. L'ultima legge di bilancio 2025 per noi meno 14.000 euro, che per un comune magari più grande, Taglio di Po piuttosto che Rovigo, Portoviro, magari fa un baffo. Per Villanova Marchesana 14.000 euro in Diventa meno, pesante. ho il cimitero da sistemare, uno sfalcio d'erba in più, sindaco il cimitero, sindaco l'erba, cioè parliamone. Quindi se ci state togliendo l'ossigeno un po' alla volta, ditecelo. Sauro Passarella, memoria storica di Villanova Marchesana. Partiamo subito che ci sono due anime a Villanova, c'è Sì. Canal Novo e Villanova Marchesana. Esatto, fino a un certo periodo le due comunità erano completamente divise. Con l'unità d'Italia, 1860 circa, ecco, Canal Novo divenne frazione di Villanova Marchesana. La storia comunque del territorio comunale è antica, insomma, partiamo dal primo secolo dopo l'anno 1000 ad opera dei frati benedettini che avevano il loro monastero a Canal Novo, dove tuttora esiste quello che è rimasto, ecco, e i monaci certosini che avevano la loro sede qui a Villanova, ed eravamo sotto il dominio estense. Il proprietario di questa zona era la famiglia de Burgelli, che poi vendette questo territorio al marchese Niccolò III di Ferrara, per cui da Villanova de Burgelli divenne Villanova Marchesana in onore del duca estense. Dopo l'unità d'Italia si andò avanti e una delle più grandi tragedie fu la grande alluvione. Questi erano paesi molto molto popolati. Fino al 1950 pensiamo che Villanova faceva 5.000 abitanti. Ecco, purtroppo soffriamo di questa emigrazione. Noi ancora siamo, diciamo, orgogliosi di vivere in questo paese, cercando di fare il meglio che possiamo. Ultima domanda, Sindaco, fra 10 anni come vede il suo paese? Allora, ripeto, siamo fiduciosi. Ho visto che comunque il tessuto sociale è buono, proprio perché rispondono anche a iniziative che noi vogliamo implementare. Abbiamo avuto gli ultimi 10 anni, ahimè, mi duole dirlo, un lassismo, come dire,
si sono adagiati, come dire, finché la barca va. Invece ho visto che abbiamo ancora energie, abbiamo comunque, ripeto, persone che vengono ad abitare qua. Certo, non siamo in crescita esponenziale, però parlando anche con la responsabile dell'anagrafe, stanno comprando case anche stranieri, nel senso di tedeschi piuttosto che francesi, belgi, quindi è appetibile questa zona. E noi ne parlavo anche con persone non del posto che sono passate di qua o che hanno comprato casa di qua, dicevano che noi residenti facciamo fatica a vedere la bellezza dei nostri posti, tendiamo sempre a dire sì, cosa c'è, ma sì, cosa c'è, invece chi viene da fuori magari la nota prima di noi, questo lo posso dire. Grazie Sindaco. Grazie a lei, Leandro.